aprire un po' per cercare alle persone che ne hanno più bisogno di raggiungere i posti di lavoro e poi agli studenti comunque di raggiungere le proprie sedi. Aprire poco e per volta per ridurre al minimo i disagi di studenti e pendolari, ma senza stravolgere la vita delle genti della Val Brenta. E questa è la strada tracciata dal sindaco Luca Ferrazzoli per uscire dai pantani della doppia chiusura delle strade della valle dopo la frana sulla Val Sugana. Ed è il punto cardine dell'incontro tenutosi poche ore fa, al quale hanno partecipato i sindaci del territorio. Noi capiamo le esigenze di tanti, la volontà di passare di tutti, ma quella via è delicata, va preservata. La politica dei piccoli passi sembra essere quella preferita in questo caso. Sono esigenze assolutamente legittime. La volontà dell'amministrazione di Val Brenta non è sicuramente quella di ledere i diritti dei lavoratori o delle tante persone che hanno bisogno. Anche perché ci sono studenti che impiegano 2 ore e mezza in più del normale per andare a scuola. Idem per i lavoratori. Gli autobus, gli scuolabus e gli autobus anche della linea SVF o delle ferrovie la settimana scorsa arrivavano a Bassano anche con 2 ore e mezzo di ritardo, quindi impedendo agli alunni della parte nord, in particolare di Enego, di raggiungere le proprie scuole. I trentini avevano chiesto un'apertura molto più ampia, ma le posizioni sono piuttosto lontane e questo dimostra l'importanza della statale 47. E questa pressione trentina importante dimostra quello che noi diciamo da sempre, che questa arteria è un'arteria strategica, importante, fragile e credo che questa volta sia l'occasione in cui tutti dobbiamo metterci in testa che vanno trovate quelle soluzioni di cui tanto si tratta e si parla. Cosa serve quindi alla fine di questa storia? Bisogna realizzare la Valdastico Nord e ammodernare la statale 47.